tuno luglio notolato di ottobre dal 2018, cencio luce, la ploia vinevo io a selos, vinte stravint e facevo trimà monts e crez, clapons e rodolavo io paldeam, assameavo proprio che vignes la fin dal mont. Arrestava un uomo che prea, che lo Signor avesse avuto misericordia di noi. A buon'ora sul cricadaldì, con las primos luz de giornado, c'è spettacolo desolante, planelos abbas, lamieros di cuvierts, rodolados como scarnos. Iu gran tralitz de luz in acciar, pleats como frus, grandos plantos radijados o cionchiados a miec. Lo bosco di Pirobec, donde la goccia di carnia, sorto plantos di pec, a non ero restato in paese, neanche uno. Se non fosse stato lo spicciol de Fontano, i vari pensati di vio cambiato zona. L'anti in davanti con fadio per strada, solladiavo dal marmo, di un sorto bosco di dano, a non ero restato nulla in paese. Las plantos chiamtados amici, gimai chiamas di panocco e di stirats. Un disastro mai veduto, mai sintuta contare. Neanche ti registro parrocchiai, dove che io prima disinotavo tutti gli eventi atmosferici. Non è stato mai una catastrofe del genere. I sono bastati pochi minuti per distruggere, ma volerà anni, se non secoli, per vedere il bosco in paese. Profum di bosco, profum di pec. Per questo meraviglioso giornato che vince a Tadvio la vigilia de primavera, 20 di marzo. E las cretos e sono mo chiamados di Niof. C'è questa di questo bosco splendiz, al cale partiero, al cale su. E come si in compagnia de forestal, dal for, che non farà, che non conterà di questa bellissima realtà, perché lo bosco è sempre stato un gran patrimonio per il mondo. E siamo in compagnia qui del comandante di stazione del for, Forniavoltri, Silvio Taroni, che non spiega la sua giurisdizione, c'è che ti ha potenti, perché come che viene la fortuna che sapado e è entrato qui in provincia, no? E tu senti che il sorto bosco, che il sorto territorio sapado, for regolato come gli AMS. Ecco, che boschi è detto con che grande danno, con che tragedia si può dire dal bosco che viene avuto. Però è anche una risorsa diventata finire di contare dopo. Allora, c'è ti appedenti la tua giurisdizione, tu hai potenziato anche la tua stazione. Allora, vicino che sarà anche più controlli. Sì, come ho detto come, sì, la mia giurisdizione a partire da come gli anni, praticamente dal Puin da Valpesarina, e va a finire come tra l'Orido dalla Quatona. Praticamente quindi una bella giurisdizione grande con un gruppo di bosco, un gruppo di territori, in tutta sono circa 190 km quadrati
tutta la giurisdizione, e fino a 15 di sfaier in 5 in stazione poco per fare servizi, per dare un bel servizio a Inte sul territorio, e come da 15 di sono arrivate queste due frutte nuove che ho già conosciuto l'unis, no? Sono arrivate due frutte nuove e come probabilmente arriveranno a fare un po' di servizi di più, un po' di controllo di più, e dà un aiuto a Inte che è sul territorio più incisivo. Ecco. Ecco, vi la fortuna come regione autonomo Friuli Venezia Giulia, che i forestali hanno la loro diviso, e non so miscliciazza coi carabinieri. C'è pensi tu di che scambiamenti? Proprio la chiarnio, chiaro di forestali, chiaro di bosco, chiaro di monte. Sì, no, per fortuna, tra virgolette, siamo restati, la regione è tutta autonoma, sono restati col corpo forestale praticamente. Dopo a livello nazionale hanno fatto questa scelta che se non so io che posso giudicarlo, insomma. Ecco. Ma dici che la forestale è tornice mucchero, quando è stato istituito dal lontano 1869, proprio che hanno fatto anche l'Accademia di Forestale a Vallombrosa. Allora, come dico la paravola al storico, perché è vero le storiche, dicono, il didattico. Allora, Enrico Romanin, un grande appassionato di storia del nostro paese, forestale. Allora, il bosco si sa che è dividuto in bosco privato, in bosco comunale, ma qui precisamente si attinta al bosco frazionale di Giviano. Spiego tu da cui viene gestito e c'è mucca funziona. Bon, intanto volevo dire, Taron già giustamente i 190 km quadrati di giurisdizione. No? E lì dai 500 metri di Comeglians ai 2780 del Coglians. Questo vuol dire che sono situazioni dal punto di vista ecologico un gran differenza. No? Ma sia di buon po' Dio, perché si è lasciato la forestale tale qual che è nasciuto? Sì. Allora, su questi territori, no, di 190 km quadrati, no, circa il 70% sono boschi. 60% di questi boschi sono privati, no, 40% sono pubblici. Dipende da comune a comune, perché dopo dei comuni che hanno più superficie come Sapado, comuni che hanno di manco come gli Ans, ma fondamentalmente la proporzione è questa, 60 privati, 40% pubblici. A chi come sin dei boschi dall'amministrazione frazionale di Giviano, no, che ha circa 150 ettaros di bosco, il bosco de frazione al comincio qui praticamente, devor la nostros spalos. Il bosco frazionale di Giviano permette di tirare fuori dal piano economico, no, circa 1800 cubos ad anno. No? Si fa un confronto rispetto al comune del Foro, non è tanto, perché il comune del Foro ha intanto una superficie un gruppo vasto di boschi, hanno circa 1500 ettaros di boschi, dai quali i tirin fuori, dipende dopo dai plans economici, no? Dai 4.000 ai 6.000 cubo di legname ogni anno. Che discorso con ciò che è succeduto a ottobre va a colare, nel senso che la priorità come è mena fuori schiantos, no? E i lots che erano già stati approvati e appaltati in precedenza il resto fermo, perché la precedenza come è mena fuori tutto il legname che le partiero, perché sappiamo benissimo che se lo lasciamo stagione caldo a tal bosco, all'attacco il bostrico. Ok, Fer. Sarebbe una precisazione da fare. I nostri svecchios, no? I chiamavo il kefer, quel con che gugello lungo che sbusava la pianta, ma non è quel che fa il gran dam tal bosco, quel che coppa la pianta, è un animale piccolo così, no? I crux, lo chiamo il borkenkäfer, no?
che per dire che hanno diversi tipi di kefers, no? Allora un animale non più grande così, e che lei è quel che al copo la planta. Allora, come Enrico dice che questi usi civici o boschi frazionali, il ricavato accoventava per gestione del paese, per collettività. Un viaggio per vecchio dava un tanto per che volevo dire un tanto per fameo. Come o che si regolo strada, o che si regolo come che la vecchia latteria che i frazionisti di Viano gli hanno regolato, che è diventato che il ristorantino che ora di Vio i podin vedere. Sì, il problema di questi boschi qui è che qualcuno che io gestisco, no? Perché spesso e volentieri con queste città ben di Giviano sono state poche persone, quindi è difficile, no, che poche persone arrivino a gestire tutta questa proprietà. No? In quel caso ci vuole dei tecnici, no, che ci stetti di lavoro, no, che ci dicono che stanno città qui, che stanno città là, a si chiappa fuori tutto cubo sadan, no, e dopo tutte le operazioni che scovento a appaltare i boschi che tu hai detto, no? E torni a dire, il problema è la gestione, no? Spesso e volentieri paesi piccoli besui non sono in grado di farlo, insomma. Come non vi imporoati, perché per gestione vi dos poemos che è storico il fatto che sono arrivati dos poemos della stazione dal Foro. Intanto che svenca le poemos che sono a ventilare. Trojan volarai perché un bosco al torni come deve. Quella è una roba onda, come si può dire, se non si può dire con precisione tra il posto durante. Un centenario di anni. Sicuro, o anche oltre forse. Sì. Allora, buondì e un ben ribados e spuemos. Venimo una in stazione, non sono molto dos, inventare poi sì, Marina Fontana che è arrivata, che già 2 anni. Che gli da Sappada. Da Sappada, brava. Ecco. Allora, buondì Francesca, vin Francesca Skodler da Trieste. Da Trieste si è innamorato di nostro Ciarnio. Come devo renti a imparare la lingua ciarnielo. Ecco, vi ho appena finito il corso di formazione che ha durato in Chiavondo Puo, so che è stato fatto accelerato, perché un viaggio lavo a Città Ducal o a Sabaudia, la forestale statale, se non sbagli. Come a chi in Furlani io in trio mio gli salto fuori super preparato. Ecco, Francesca, ci vuole dire per te e si per questo mariveo, voi avete uno giornato che è al che c'è di biel. E qual sarà il compito des poemos de forestal a chi in Chiarnio? Innanzitutto sono felice di questa bella giornata, veramente, perché con il sole e la luce si vede tutto meglio anche nel nostro territorio. Allora io sono contenta di essere stata assegnata a questa stazione di Fornia Voltri con il nostro comandante e sono già felice di aver imparato un bel po' di cose, insomma, sul territorio, pratiche, perché una cosa, comunque, il corso di formazione l'abbiamo fatto in un'aula. Certo, abbiamo fatto anche le uscite, abbiamo fatto sia teoria che pratica, però un conto è il corso, no, di formazione, un'altra cosa invece è poi andare davvero a lavorare sul territorio e vedere questa situazione degli schianti, per esempio appunto in questa nostra giurisdizione particolarmente toccata appunto dagli schianti, andare a fare davvero i rilievi neve di cui abbiamo soltanto studiato, insomma, lezioni, invece che sono andata a fare con il collega Enrico, oppure già abbiamo fatto appunto l'attività didattica molto cara sia ad Enrico che a me. E quindi insomma così sono felice di aver finalmente iniziato questo bel mestiere. Ecco Francesca, tu prima di entrare forestale tu eri guido naturalistico dal tuo l'ambiente il Carso e tu mi hai detto prima che ci sta ancora la didattico, i frutti, ma i frutti tegni ne avvini per smons a imparare, a rispettare il bosco. Sì, assolutamente. Io credo moltissimo nel ruolo proprio della didattica, dell'educazione ambientale. Ho cercato di seminare, insomma, in questi anni in cui ho fatto appunto la guida naturalistica e ho lavorato appunto con gli asili fino alle scuole superiori, in particolare diciamo la fascia delle scuole elementari. I bambini più piccolini, insomma, sono meravigliosi e ci si lavora veramente bene ed è
fondamentale proprio far sensibilizzare, secondo me, proprio i bambini fin da piccoli e farli avvicinare alla natura, portarli a camminare, farli entrare, insomma, nella montagna, nella natura in generale. In nostra bella realtà. Sì. Allora, grazie. Come vi ringrazio a Romanin, no? È laureato in scienze forestali. Finalmente tu hai potuto mettere in opera il tuo studi, la tua professionalità. Grazie, appena arrivato a Vobinoro, chi mi sembrava di aver fatto uno punturo di aerosol, ma senza aereo balsamico. E vi un mondo pieno di allergie, pieno di porcarios. Il fatto di vivi e di lavorare in mondo. E tu di la fortuna, di la diviso de forestale. Hai un sorto orgoglio. Io come tuo paesano non sai a te c'è reazione che ti fa. Io sono proprio contenta di poter lavorare fuori, poter lavorare ogni delle mie famiglie e poter dare una mano, soprattutto in questo momento che con le schianti che sono è proprio aumentato in il lavoro dal bosco, perché si tratta, come dicevo Enrico davanti, di intervenire subito per evitare che dopo poter succedere. Ecco, vi detto prima con Enrico che il bosco veniva dividuto in privati, in comunali, ma non vi detto che il Consorzio Boschi Carnici ha dopo oro di vuio la CIX, che vuol dire Consiglio del 10, che il bosco all'era tutelato, un grande serenissima. Ecco, tanto che in Tops te svecchios mappos all'era proprio un bosco de serenissima in là che come il bosco lì di pec, ma tu mi hai detto che come qualcosa salta fuori fau. È un bosco sì, che è comunale di proprietà del Consorzio Boschi Carnici, che gestisce tutti i boschi che erano della Serenissima e sono segnalati con questo CIX che tu dicevi tu. Intanto che il bosco è come era un gruppo di pece di danno e lo fa era sotto, no? Che stavo venendo su. E con vaia, le pece e le danno sono collate. Disinco qua e vaia, che grande tragedia che vi ha avuto, che non pensi che siete cosa c'è? Ma se si dice vaia, viene già da vai. Con questo grande vento che vi invuzzi, è stato un vento così forte che potevo tirare giù il bosco che prima potevo considerare stabile, perché è stato proprio una roba eccezionale. E quindi veniva su Fau e probabilmente a tornare al bosco di Fau, che erano segnalati in mappos della Serenissima come bosco da remi, perché appunto i remi venivano fatti col Fau. Ecco, commentavo l'Arsenal di Venezia. È un ciclo naturale, è un'alternanza che è naturale. E ascolto, grazie, tu in che famoso sero distruttivo tu eri lassù, in là che non ero luce, un gran vinto e trasvinto ploio, a si sentivo rodolà, iu claps, iu paldeam, che svinta la parfum chiappat, che tralizzi di alta tensione minacciar, ribaltati come froscia. Ecco, questa catastrofe mai né segnato sui libri, neanche io prima di un viaggio che segnavo gli eventi meteorologici, non è mai né chiatati, scritti, né sintuti scontati. Che impressione tu hai avuto in che sera? Che sera ci fa fadio a Tiapassum, perché ero ormai notte già da tanto ore che ero in centro luce. Ha attaccato questo vento forte, a noi tal tetto sono partiti a qualche planello. Si stava in fastidi, però non si sapeva che fare. Si sentì tapponati dentro in chiaso. Però mai avrei immaginato, c'è chi avrebbe sentito l'indomani. Quindi sì, ci meraviglia a vedere colare danno perché sapevo che il pece al tinta a colare più facilmente, quando cade schiantos al collo più facilmente. La danno è considerato più resistente, però quindi considerato che i sviati sono colati anche Faust e Lars, che sono considerati più resistenti. Quindi. Ecco, Vim Lorenzo Entie, salve in su a Dinus la so,
perché la forestale è stata potenziata oltre che dal comandante, da Grazia e da Francesca, da Enrico, i Gabriele, i Marina e come arriva Lorenzo è da Davar. Allora, buondì Lorenzo, tu credevo di là, no? Ma i gusti in ti la to, sei tu contento di essere qui in stazione forestale dal Fur, tu hai il tocce fa, un ti con questa bosca non tanto gaiata, ma i cerini tornano a metterlo in pesce, dito. Sì, sicuramente. Io ero già stato dal 2000 al 2002 qui, dopo sono andato a fare altri tipi di attività in altra stazione forestale e come sono tornato l'anno passato col mese di febbraio, però i suoi pochi a fornire oltre, perché è anche un altro incarico. Sto facendo l'aggiornamento dell'inventario nazionale delle foreste, che è un inventario fatto a livello nazionale e non lo facciamo per la regione Friuli-Venezia Giulia. Per cui sono attore un po' per tutta la regione. Ecco. Questo evento che l'estate effettivamente ha sconvolto l'ambiente che conoscevi in prima e che sa trosani che voleranno perché torni come prima. Qualcuno però dice che è stata anche una roba positiva, come certe ambienti si ornano migliore, no? Non si sa che dire. Certamente che è stata una roba, per fortuna non si è fatto male nessuno, che certamente alle di dirlo. Ecco, lui si indida tanti, è vero. Allora, se tu fai l'inventario, Lorenzo, tu hai saputo che dal 1700 Candido Morassi all'ero impiegato, diciamo, all'ero fiduciari di Serenissima. Lui è stato incaricato a fare le mappe di tutti i boschi di Tiarnio, che vi più libri, no? E le faceva a mano. Perché la Serenissima aveva i boschi, io so che è veduto segnato al foro, di Cioccaz, di Navanzo e di Tops. E sono veramente a pensare a quei strumenti che avevo o per osdart, io come voglio. Sicuramente, sono roba storica che dicono così, era in grado di fare una mappa scrivendo semplicemente a mano con tutti gli strumenti che come loro arrivano a fare una roba su un gruppo preciso, per cui sono dei tesori da tenere a conto. Tu puoi dire, lui si lamentava che con tutti i lavori che avevo e lui pagava cagneros, a manco voi alla forestale e ha un mensile dignitoso. Che sicuramente, guai lamentarsi, certamente. Troppo boschi e là distrutti. Dopo mi interessa sapere anche la viabilità per portare fuori il legname, che è importante. Dopo il deprezzamento, perché un viaggio all'era 80-90 euro sul metro cubo, come con tanta abbondanza mi pare che siete là più a 20. E dopo anche la SEOS dall'Austria, anche se hanno avuto là, e tinta a comprare che legname alle bombe.
continua tu a loro di questa realtà. Noi praticamente, noi te giurisdizione della stazione dal For, e vi invito circa 1000 ettari di bosco a Tiero. Questo mappato noi, diciamo, giranti il territorio. 1000 ettari di bosco a Tiero, 300 passo 1000 cubos di planto spartiero. Ecco, cioè io penso che non mi ho dato da qui sono impressionanti. Il comune che in assoluto ha avuto più danni in termini di metri cubi di superficie è stato il comune di Alfor. Con la maggioranza di bosco privato partiero. E dopo ovviamente il comune di Sapado che ha tutta la digola partiero, no? Una parte di bosco solo il paese, no? E una parte anche l'Anzuviers, le sorgenti del Piave. Ecco, dicono che il bosco di Igola era un bosco so de serenissima, che lo tenevo per suo arsenal. O bosco negro, c'è mucca al vem ricordate i mappai. E come noi era stato puro, che di questo sorto bosco. Dici che facendo una differenza, se al fuori vin 130.000 cubos, a Sapano in 120.000 partiero. Noi vin al fuori più di 500 ettari di bosco partiero, a Sapano in più di 300. Ecco. E di questi 300 la gran parte sono in digola. Là che però non è nome bosco pubblico, è anche bosco privato. Dicono che a Sapado la percentuale è più o meno 50-50, ecco. Mentre perché altri comuni i dam sono più al privato che al pubblico. Riguardo al prezzo che tu dicevi tu, bosco si vendeva a 80 euro, a Sapado sono stati fortunati che sono arrivati a vendere anche a 30 euro il schianto dell'igola, ma in altri posti no, i boschi privati per 10, 15, quando va bene 20 euro al cubo. Questo vuol dire che il prezzo del legname no, si è deprezzato tantissimo e non per noi la regione è deciso di venire incontro che hanno avuto i dams. Ma ascolto, il legname da cui viene c'è richiesto perché il legname è buono, è di qualità, vedi che sto sorto plantos rettos, quasi quasi a bete di risonanza può dare sentire. No, bete di risonanza è un tic differente. Comunque dipende da bosco a bosco, la qualità del legname è dato dal tipo di crescita, diciamo che cresce la pianta. Come la gran parte del legname va a finire in Austria. La gran parte, forse perché in Austria hanno segherie che stanno che arrivano a quantitativi che non arrivano. Duci sperare no, che es fos las nostre segherie a portare fuori a se al legname. Ma probabilmente non arriveranno perché questi quantitativi qui sono quantitativi enormi, no? Per arrivare a fare. Facciamo un esempio. Noi su quei 300 passo 1000 cubos di legname partiero, fin come in giurisdizione va importato fuori sia 9.000. Ti dirai che ogni paese in Chiarno aveva l'associeo, al fore era l'asseo di Candido, l'asseo di Tilio di Mindiacomo, a Rigulatentie, ecco, perché scese abbandonato questo lavoro, che dava lavoro in Estroin, topari proprio all'estate, l'asseo di Candido, che era Brentar, mi pare, che era addetto alla allora che casseavo la Staios praticamente, allora sulla Brento. Il perché che sono spariti tutto questo segherio, ti chiaro domandarlo a chi ero prendi me. Resta il fatto che come ho indotto la Valdean a chi, no, a parte qualche piccolo realtà, non è uno segherio. Ed infanti. In Valtialdo è da infanti, ma dopo per capisci, su per Prat, io tutto la Vallado, come gli anni da var fin a Vilo non è pieno segherio
che bisognerebbe domandarlo, torni a dire, no, a chi lavorava nel settore per arrivazione, perché quando si è arrivato in forestale già hanno zero atti. Allora, tutto mi ha detto che le deprezzate che slegniamo, perché la hanno tanta. Però ten lo AI e magari per calletti sua si svaluta o c'è. No, il problema è che non tu puoi tenere il legname, perché arrivano i parassiti, no? Arrivano in sezzi che il rischio di creare disinfestazioni, che si può mandare a remengo e c'è la pianta restata in peso. Questo è il problema. Per questo è l'urgenza di portare fuori la pianta spartiero il più presto possibile. Perché se non la sporti in fuori subito, no? Che sai è reclamo il kefer, dice tu, no? E che un viaggio che l'ha mangiato, dice così, la pianta partiero, al tacco che si impes, che è il problema. Sperini bene. Sperin, dai. Allora, se la staios e svama finilo in Austria, tessios, che hanno grande richiesto e che purtroppo a Quintiarnio vimpuotios, no? Che tutto che dasciar, dascio, ora maglie partaliam, c'è fin fagiarai. I vimenti e le biomasse a chi grazie, c'è detto. Sì, intanto bisogna spiegare perché che sono tutti così in grun questi dascios. Con la nuova gestione, e dopo la storetta partirà fuori le piante interiors dal bosco e la gruacavo, no? E quindi con questo teleferico si tira su e dopo il processore a sramo. Dici che resto... sono telefericos, non sono fissos come un viaggio. No, non sono fissos e sono torrette mobili. È un viaggio che dopo il processore al sramo di tutti questi plantos arresto danno bando al tronco da sega e da che bando tutto il cumulo di cimaie e di dascio. Dopo viene cippato questo materiale qui e viene portato nelle centrali di teleriscaldamento a bruciare sostanzialmente. Allora disin che uno un grum valido, una centrale a biomasse, a Arta Terme, che stialdo quasi tutto il paese. Mi pare che in Tialfor i vim che stialdo non la scuola, che si può dare stialdare magari municipi, gliese, c'è detto. Bisogna dire che la centrale di Arto però non brucia materiale di questo tipo qui. Perché per questo materiale qui sono centrali molto più grandi. Che hanno più potenza per poter bruciare materiale così grezzo. Sempre biomassa di legno, sì. Sì. Praticamente scarse legna di poco valore. Sì. Francesca, ci pensi tu di questa tecnologia? A chi non va tradvio nuio? La staios in Austria, i ramazza chi i van fat per le biomasse, la scuscio la corteccia palpam, a chi non si trevio nuio. No, il legno è come il porco, non si butta via niente, no? Tipicamente friulano direi. No, comunque bisogna stare attenti quando si fanno comunque queste pratiche di esbosco, eccetera, bisogna stare molto attenti alla rinnovazione del bosco, quindi alle piantine giovani, al futuro, ecco, a quello che sarà il futuro del bosco. Quindi in particolare adesso in questa situazione comunque di schianti notevoli, insomma, bisogna prestare ancora più attenzione e cura a questa cosa qua. Te speranzo che lo bosco al vigno nettat e che lo novellam, così si diceva un viaggio, al vigno su Gaia. Sì. Foresta, sempre sei nel nostro cuore, con passione, con amore, ti difende il forestal. E dopo vi ho sentito la forestal, sentito i dams, sentito le prospettivos. Tu ci pensi, tu sei venuta a Cassù da Paluccio e chiacchierin con Ennio Pittino che lavoro con l'Ersa. Anche se lui ha fatto l'insegnante alla scuola.
Con calere l'IRFOP, io ho fatto 15 anni che insegnavi dal bosco. Ecco, l'IRFOP era una sorta di scuola a Paluccio per operatori in montagna, si dicevo. In un là che tu insegnavi ad operare la motosega. Sì, io ero in stati individuati dopo tal team, due profili professionali, un di operatore forestale che si preparava i giovani proprio a lavorare al bosco. E dopo aveva individuato un'altra figura professionale che è dall'operatore ambientale, che era quel che dopo aveva a tenere da conto percorsi in tirs, ma anche piccole opere idrauliche, di ingegneria naturalistica dai rius per governare il territorio in maniera appropriata e anche nuova, insomma. Ecco, dicevo Lorenzo il forestale che grande disastro, questa catastrofe può essere anche il positivo, non c'è negativo, che tu dicevo magari di tornare a fare prato, perché qui che sbosca l'ero prato. Qual è il tuo pensiero? Cioè si può fare per portare di migliorie per il nostro chiaro che si spopolo sempre di più? Sì, questo è vero che è un spopolamento dei paesi, però è anche vero che io seguisco anche le smalghe e quindi mi rendo conto che il rinnovo generazionale è in atto. Anzi, è anche in fase avanzata perché c'è veramente tanti giovani che affrontano questo tipo di lavoro. No? Certamente, gli accarati di malghe c'è una zootecnia di Fondoval, è un tecnico non è proprio appropriata, ecco, non è corretto. Per cui se, approfittando di questa situazione, capisco che è stata una catastrofe che non si era mai verificata in Chiarni da ciò che mi pensi io, insomma, e non hai più 20 anni, ecco, quindi io di tutti questi schiantos diffusamente su tutto il territorio, mi viene di pensare che là che le zone non distan ripit, perché tarripit è difficile, tarripit se il bosco cresce in maniera naturale, che cresce il bosco, va benissimo. Però le zone là che sono manco pendenti, tornare a recuperare da aree sviertes, i mezzi meccanici che sono come sono che di una volta pale, spicconi, che lati, come hanno di tutto veramente, hanno macchinari scagliavi in le radici, che spaccano le radici, hanno frese che tornano a ricostituire il terreno in maniera uniforme e quindi tornare a recuperare i prati stabili e da aree sviertes che sicuramente danno un aspetto all'ambiente più accuratezze e danno la possibilità ai giovani di sviluppare una zootecnia di Fondoval per ottenere anche un'alimentazione più naturale per gli animali, per le vacche e quindi ottenere anche dei prodotti dopo, perché dal prato viene l'animale al passone, dal passone viene il latte, dal latte viene il formaggio dopo, quindi sì, è tutta una filiera da tenere conto. Recuperare certe aree più vierte, secondo me, sono un'indicazione importante. Ecco, una bella idea è venuta da Furlanio e come senti l'idea e dopo sentire in tutto che tu pensi. Va bene, grazie. E l'idea di fare un alc per il nostro mondo, perché il disastro che viene avuto, vende un grande chef, un cogu, Stefano Basello, da oltre 30 anni chef al Fogolar, la di Moret a Udin. Per passione che l'ha per il nostro chiaro Pecchiarnio ci ha pensato di doprare la scuscio, la corteccia si diresse degli arbori per far pam.
uno maraveo io chi l'hai mangiato. E a chi l'hai man Lu Scheller. Lu Scheller, Stefano, aveva un'impresa dal Boscadur. Scheller in tedesco vuol dire buccia, corteccia. Allora così tu sei venuto anche col Scheller. Stefano, c'è molto venuto l'idea di metti, di provare, di fare che spam. Tu e il tuo studente, il tuo allievo Samuele. Ma l'idea è di che l'idea aveva già di un po' che le masanava in tal chiaf. Viene accelerato questa idea perché voleva dare una mano alle nostre regioni, alle nostre montagne. Questo disastro crea problemi a livello turistico, ambientale naturalmente. Noi vinciamo a livello turistico, quindi manco l'Inti in Friuli, perché questo disastro non lo porta in. E quindi ci abbiamo pensato che le idee che avevano che non girava tal chiaf, di stringi e quindi crea con le cortecce dei pesci che sono colati di fare un pan che ha un bel profumo e una bella croccantezza. Parve un riguardo, no? I figli di gioventù per un 100 anni, no? Come che diceva la forestale prima, non vedranno, non sentiranno poi che i profumi in certe zone, e quindi noi volevamo far sì che quel profumo qui in questi figli lo potete sentire a manco la tavola, se non lo potete sentire sulle montagne, e quindi abbiamo creato che span che ha veramente un gran profumo, anche se lo tai di calza ma di sette al bosco anche tai in proprio di pes e quindi che sta di per portare in magari in piccolo bar come che le chiesto, no? Le in verrà venire su per cercare il pan, no? Quindi un'attrattiva per muovere il turismo tra le nostre montagne che come sono un po' in infermeria, no? E quindi questa ci ridà una mano, insomma, quindi darsi tutti una mano e quindi di una disgrazia, però può nascere sempre al di buono, no? E quindi questo abbiamo voluto fare. Allora ti ringrazio a nome di tutti i Cerniei, dopo tu mostrerai il procedimento, però volevo domandare a Samuele tutto ciò di tarcinta, profumo di pan, ma profumo anche di bosco. Ci sei mai toccato di venire a un bosco con questo visuale, chiaro, voi una giornata unico, e di sentire che profumo di pece, di larci, di pios. Sì, si vuole buonissimo come profumo. Sì, è sempre bello venire che può essere qui. Tu sei llevate squadre a Buinoro per quello pan e per portarlo su a Diviano. Beh, sì. Questo amore per cugino viene dal chef, di cui che ti ha insegnato, o c'è? Beh sì, chiaramente anche di che me la insegna ogni dì, mi spiega come fa e mi sta da urlo. Comunque. E dopo lo facciamo in vedio. E prima di passare a Scheller, i vi in mente a chi Giacomina Pellizzari, i vi in parfum la giornalista del Messaggero Veneto, venuto a vedere che spettacolo, tutto si di preom, beh, dei miei posti, miei boschi sa preom, ma chi sono unici Giacomina? Qual è la tua impressione di arrivare qui? Sì, è un disastro, però. Allora, io tacchi a dire che insomma questa zona la conosco perché viene spesso chiamata questa zona, però i dice anche che mi impressiona ogni volta, cioè mi fa male via il bosco ridotto così, e venendo su a Givigliana dalla strada, no dalla Clevo che hai fatto il 26 di dicembre, è veramente impressionante il disastro che ha fatto il maltempo. Beh, ma alle tutte, non ha segnato tutto, anche noi come in, ma questa idea dal pan, che non conto Stefano Basello, che era te gastronomia de Ruscio, e te poi frio, sentim di miserio, e mi diceva di impec, e poi senti uno piccolo risorso che conterà per il nostro chiarnio. No, è sicuramente una risorsa che ha di contare per la nostra chiarnia. Infatti io spero che il progetto che hanno presentato in regione che venga accettato e non dica si arrivi
abbrevetarlo tra virgolette, magari creando un prodotto locale, come usi una parola esagerata, doc, però insomma si può dare pensare a un marchio anche per recuperare queste tradizioni. Ecco, e grazie di cuore a te, Cernielo, dal tuo lavoro di giornalismo che vuol dire anche l'informazione, specialmente se positivo. Grazie, ci rindifa dal nostro mio ora, insomma. E come vedi col Scheller e Stefano, tu fai la prima fase di chiavare la scuscio, vedi come forestale, non sai, varrà 120 anni. Grazie a tu che tu sei osa ventilare, Trojan podarà via questo planto. Beh, de circonferenza, de cioccato, c'è oltre 100 anni per me. Ecco, l'impresa si chiama Scheller, che è un tedeschismo, in tedesca vuol dire corteccia, tut brevettat per quel. Peccato che non si senti profumi per televisione, però intanto che tu fai questo lavoro, veramente si sente un profumo, perché la radice è molto attaccata al terreno, e allora un ti di linfa e passerà. C'è di tu, Stefano? Bien profumato, abbiamo un buon profumo, quindi settiamo subito e vengono a mantenere i profumi di questo legno. Abbiamo balsamico, veramente buono questo. Quindi in tutte che parte qui, come Samuele fa ravioli, diciamo che si va e va, insomma. Noi di solito recuperiamo e partiamo in ristorante e di lì dopo andiamo a llevare tutte queste cortecce interne, che è la parte che si può mangiare edibile e che ha poi il profumo e che caratterizza il pan rispetto all'arbol che viene llevate, insomma. Quindi ogni pan avrà il profumo dal legno che lo viene llevato. Sarebbe un'idea di provare a battere anche l'upam si può sbattere dal bosco, chi già vai las plantos. Proviamo a pensare, io ti darei nominativi. Vabbè, poi sarebbe importante anche di facendo anche il partito in tavola e spiegare un po' le storie di che span e spiegare anche dove che le recuperiamo le cortecce, quindi è fondamentale spiegare dove che provengono le materie prime dal nostro territorio. Che dicono che sì, a chi si va 1304. Sì, sono tante als e vengono tante possibilità a questo bosco, no? Abbiamo veduto anche i lichens che sono partiere, quindi anche che fondamentali per fare un buon pan profumato, balsamico e quindi territorio al 100%. Territori naturali al 100%. Allora prima erano planto centenario di pecce che vuol dire abete rosso. Come la planto di Dano che noi tan grande e ha un ottantino di anni. A Scio che la scuscio più claro e come Stefano Scheller al provo a tirare fuori i tox. Sì, provi. Noi dopo tutte le cortecce naturalmente, no? Quindi tante volte anche le Michelin, perché magari avete rosso le puoi fuare, no? E quindi le Michelin anche con l'abete bianco, no? Col Dano. E la Dano è più bielo, più ornamentale, perché ha la sgugelos, la risclo indarintado. E i boscaduos parvecchiu tes viscios de descuscio di for e dopravo l'impolo, che si chiama l'impolo, per fare un jeans per spaccos. Io tu dai un jeans di boscaduos dei Menaus al PAM di Stefano Basello. Sì, infatti qui le tramentine, no? Come dicevamo prima, tramentine anche benefiche, no? Quindi il voile essenziale che si dà per i Bronx, si fa vedere che con le tramentine talvolta un miedi al disave che si poteva curare la tisi. Sì, esatto, e quindi e viene un pan che è anche benefica alle fin, no? Con le tramentine si curano i problemi dei ues dei frus anche, quindi viene un prodotto che è nestri, unico, può fare sfamarsi, curarsi, e questo è il bello di questo lavoro, di questo prodotto che stiamo facendo, insomma, no?
Stefano, però non vi detto che la pianta è non da essi stiantata completamente partiero, la radice ad essi attaccata al terreno in maniera che la linfo resti, perché il pan, la scuscia resti più profumata. L'ena di setat, per llevare le cortecce bisogna di qualche lutagno in 3 settimane di tempo, dopodiché le scusse per le cortecce per già profumo, perché l'infa non gira e quindi si sue anche, no, di tutti questi profumi che ha all'interno. Quindi noi come in Aceri, come in Cascas, un danno che ha comunque le metà radici a chiare, quindi si arriva a nutrienti, infatti vedete, all'interno umida, all'interno vivo disegno. Questa è le nostre ricerche, come prima appena che era succeduto che è grandang, allora è facile, come bisogna lasciare che sono in queste condizioni, no? Partant via insomma le scortecce di questi tronchi. Però il tuo obiettivo è quello di insegnare ai chiarnieri con la buona volontà di fare pan, che può essere una risorsa, questa specialità che tu stai studiando, sperimentando, grazie anche a Samuele e a te giovani che tu hai all'aiuto di te. Beh sì, il nostro non è da un mio lavoro, ma un lavoro di Samuele, di due altri giovani che non sono chi, ma che sono a lavoro in un ristorante, no? Quindi in squadre. Questo nostro lavoro è un lavoro di squadra, no? Da me di Stefano. Lo voglio trasmettere perché come tante robe nostre tipiche se vanno a sparire, non si vede in poi, no? Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un corso di un anno, abbiamo lavorato un anno per giornare le nostre serbe territoriali e tutte le nostre le scortecce, silenzio. Di lì è partita il nostro interesse, la nostra curiosità e di lì, per fortuna, è nata questa idea di dare una mano alla nostra regione attraverso questo. Non spiacerebbe che ne piccole borgate facessero il pan qui per muovere il turismo, per muovere l'interesse per venire in Friuli, perché sennò ha di sé altri che dice in Friuli par, no? E venire in Chiarni o Sorodu? Beh, Sorodu sì, in Chiarni per dare una mano alle popolazioni, per risollevarsi e per cercare altri di particolare naturalmente. Allora, se Stefano Basello ha provato col Scheller a tirare fuori la scuscio gresso, come i vin Samuele che continuati in prest al diavo fuori uno scuscio più fino tra la planta d'ogno dell'info e questa che è la scuscio esterno, dall'interno tu diavo fuori. Sì, bisogna tirare via le parti interne delle cortecce, non si usa con un scalpello, che comunque non si dà in mano a tirare via. Stenta tensa non arriva fino in somp, bisogna tirare via le parti che poi morbide, no? E che dopo non le assecchiare e a fare il pan. E con c'è la secchiare sotto i forzi? Sì, le metti in tal for, un par di ore, quindi soris, e dopo un par di ore si attacca a secchiarsi e non le frullare. Quindi le farine, le scortecce sono le volte che arrivi in ristorante, vengono in etades, come vi ho fatto di prima, e dopo vengono in tutto un for che viene dedicato dove alle scortecce per 15 ore a 55-60 gradi. Una volta che le cortecce si è secchiate, che ha mantenuto i suoi profumi, e vengono rindude farine. Qui vengono degli esempi, no? L'abete rosso, i licheni, il tè e il frassing, no? Queste sono parte delle farine che noi stiamo prendendo in questo momento al nostro ristorante, e tra cui anche i lichens che qui hanno già tantissimi, no? Quindi i lichens vengono detossicizzati in un metodo adatto a portare a rendere commestibili, e dopo produciamo anche il pan con questo. Quindi il pan sarà leggermente riverto all'interno con un gusto veramente particolare che sa quasi di alghe, no? E volevo domandarti Stefano, ma questa qui, verso il laboratorio a Padova, non è improvvisato e abbiamo analizzato queste farine? Sì, queste farine vengono mandate a analizzare in università a Padova, e quindi per essere tranquilli, no? A livello
organolettiche, di nuovi problemi, che non vengono sostanze magari particolari che dal nostro fisico non fanno bene, no? Quindi si tutelasse in che smooth per dare al cliente un prodotto sicuro che sia sicuro anche che oltre a sfamare ma che fa anche bene alla fine, no? Ecco, allora las farinos es ven mascedados tra di loro cunatos farinos e dopo vios il levam, il lievito madre, che il forciente a conto. Sì, dopo queste farine non vengono per il 100% di bessoles, no? Vengono tipo l'abete bianco e l'abete rosso vengono misturate insieme, li che comunque di bessol. Oltre a questo, dopo vengono vendute dentro le farine biologiche, che dopo il nome farine biologiche per produrre il pan, e le mari, il levain, no? Che parte l'acidità, il profumo, e poi si vede un prodotto vivo che entra nel pan, che Samuele sta curando, no? Sta doprando un lievito mari liquido, quindi che ha bisogno di una cura ogni 12 ore, quindi per lui è come un frutto, lui va in ferie, si parte dura il levain, no? In te bottigliute per poter mantenerlo vivo. Questa è la particolarità del pan e i porta profumo, acidità e poi conservabilità. È un prodotto che dura poi dis e lo rivenga a mantenere comunque morbido. Questa non è che di dopo le duro lo butti in via, anzi questa poi a sta fera e poi al diventa buono. Ecco, io personalmente lo ho cercato dopo vodis, assameavo appena uscito dal forno. Ecco, prima di passare a Samuele, che sarà lui che non disneccio la pagnocco dal pan, il lichene, sai che ha la proprietà officinale, ma dal pan c'è profumo, dai. Ma dal pan dà un profumo come che viene prima quasi di une alghe, quindi abbinabile benissimo ai nostre spese di torrente, no? Come che une buone trote affumicate sta benissimo con il pan di corteccia, buone sponge di malghe, no? Perché si acchita i boss, le smalghe sono che parzore, perché hanno dopracce che vengono, no? E quindi vi portate ora anche le sponge che dopo cercarin con che spans, quindi sono dei pans che vanno abbinati al nostro territorio, no? Non possiamo un po' fuori di qua, quindi trotes di torrente che sono chi sotto, le malghe che chi parzore che non si può dare il formaggio e le sponge, quindi 100% arni alle fine in montagne. Sorodut purcino fumulato a poter essere un altro abbinamento e che si può domandare a Gianluca Calè Lucogu di quel ristorantino La Pura Follia che Caterina dal Marinelli a 2200 di quoto a si è sbassato di 1000 metri. Allora Gianluca, intanto che tutto. Allora chi vin Gianluca che ormai buondì Gianluca e tu si già fatto garzonato sul Marinelli come tu lo stai facendo a Giviano, ecco tu eri in bando a mirare tutto questo panorama che per te non è nuovo, no. Però è nuovo la novità di questi due chef qui. C'è pensi tu intanto che Samuele hanno tagliato sulla pagnocco dal pan, c'è pensi tu di questa idea di proporlo tal ristorantino? È una bellissima idea, a parte la proposta nel mio ristorante che sarebbe una bella scelta e un bel abbinamento con altri piatti e altri elementi che abbiamo qua in zona, ma soprattutto l'idea di avere qualcosa di nostro da far assaggiare a tutti quanti ed avere un prodotto tipico, diciamo, da utilizzare anche qua. Allora Caterina, no ristorante La Pura Follia, però li cofta al bosco. Penso tanto i vin forestai, i vin giornalisti del Messaggero, i vin che due gran chefs, i vin tutti. Allora come i Tiercin, i vin Samuele che hanno dato a Tierciare il pan. Spio c'è bielo ziro. E tu proponerai quest'estate al Marinelli, questa novità. Sì, lei proponerai e vigneranno su sia Samuele che Stefano tutto l'estate al Marinelli. A fa pan? Sì. Non lo sapevo in Cimoi. Non lo sapevo. Come gli prima fare la sorpresa. No, sarebbe una bellissima idea. E dicevo dall'abbinamento di che spam con un trutto sfumulato si è proponuto anche la porcina fumulata. E dopo volevi spostarsi un momento a Giviano e su fare in cerciace che avevi pensato a Gianluca da abbinare con che splat, che sarà uno tartar di cerf.
Ma è tutta una novità. Come allora si arrivano lì fa chitta al bosco di Giviano e lì in giù al ristorantino La Pura Follia. Allora dal bosco di Giviano si rivazca al ristorantino La Pura Follia. E hai capito perché da Tresesi mi togli il taxi e arrivo su per mangiare a chi da questo ristorantino. Perché Stefano Basello ha fatto il pan con la scuscio dal pesce de Dano. Però che l'ati chef Gianluca ha pensato di accostare che span con c'è Gianluca. Qua abbiamo tutti i sapori del bosco e del prato che ci sono nella zona qua intorno, infatti abbiamo fatto una tartare di cervo condita pochissimo con un po' di sale, un po' di pepe e un po' di olio, è proprio al naturale così si sentono tutti i sapori. E poi c'è un radicul poc marinato messo sopra che gli dà l'acidità e lo sgrassa un po', e appunto accompagnato con un crostino del pane famoso di cui stavamo parlando e del burro di malga, tutto della zona di qua. Allora Stefano, sei tu contento di questa sorta composizione che ti hanno fatto? Tu in Furlanio c'è molto adatti strutto pan. Questo è il massimo, pensi, no? Quindi un cervo, le nostre montagne, quindi l'acidità dalla dric con che spanca, le profumate, le balsamiche sta benissimo, insomma. Noi lo abbiniamo anche con le trote, insomma, con queste sponde, però insomma montagne e montagne. Io penso che il topamto ti cercialo in mondo, da là che viene la scuscio. Lui contesta le piadacce, pensi? Beh sì, ogni roba va mangiata dal suo ambiente, no? Quindi bosco va mangiata in montagna, insomma, però l'importante è che partissi l'idea, dopo, ognuno dopo le varie, diciamo che gli va bene. Pare intanto che viene a cercare di Viano e dopo si vedrà. Grazie.